Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nella live del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo, della magia, la magia che avvolge alcune persone per l'amore cieco che hanno per alcuni posti dove magari non sono neanche nati, no, e che li rende schiavi e succubi di cose che ci sono ma non riescono a vedere. Però prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Legare il Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social e mi raccomando un bel like anche a questo video se vi scappa l'indicino sul like. E poi se volete dei circuiti gratuiti, qui sotto in descrizione ci sono i link del sito capitano.artervisto.org dove potete scaricare 20 ebook gratuiti, di cui anche alcuni di chiriologia, cioè lettura della mano, e radionica e quadranti radiostesici. Marietto Veneziano ha già dato più di 150.000, cioè le persone hanno scaricato più di 150.000 ebook e tra l'altro più o meno 2 milioni di circuiti radionici, quadranti radiostesici sono stati dati a tutta l'umanità. Praticamente dalle indagini che si possono vedere negli scaricamenti, li hanno scaricati da tutte le parti del mondo, dalla Cina al Giappone, in India, a Nord America, Sud America, eccetera. Bene, iniziamo un po' a parlare di queste persone che ultimamente mi è capitato di parlare, ma spesso, non ultimamente, spesso mi è capitato di parlare con persone che abitano in posti dove praticamente il paese in sé, è ricco. Ciao Tiziana, grazie di aver salutato Marietto Veneziano sul canale YouTube. È ricco di, come si suol dire, di bellezze paesaggistiche, no? Però purtroppo la bellezza sapete che non è tutto, ci vuole anche il fare, no, e magari, in quella zona, in quel municipio, in quel comune, in quel condominio, in quel quartiere, magari qualcuno ha dormito mentre gli altri facevano. E quindi, ci si trova alcune volte in schiavi, succubi, no, magari le strade hanno le buche, magari la posta non ha i soldi per i pensionati, magari le fognature quando piove straboccano, le scuole son costruite senza parcheggi per i bambini e ogni volta che escono dalle scuole i bambini rischiano la vita perché c'è un flusso di auto importante. Magari tanti magari la sanità non funziona, no, per poter accedere alla sanità bisogna sempre pagare in tasca propria perché se si va per via insomma, ci sono situazioni del degrado sociale importanti. Eppure quelle persone lì restano lì, massimo supporto, perché dico: "Ah, se tutti fanno così". Realmente son persone che non hanno mai viaggiato, non hanno mai visto che esistono posti di eccellenza in confronto lì, ma nella realtà sono la normalità in altri posti. Quindi sono soffocati da questa magia che li rende ciechi e sonnambuli, no, sono praticamente come buoi nell'oceano. E quindi a queste persone qui ci vuole qualcuno, soprattutto se sono cabalisti, anime gemelle, che li scuote un attimino, perché gli devono far, cioè in certo senso ragionare che da altre parti magari potrebbero avere per i propri figli o per loro stessi una vita migliore, Quindi alcune volte queste persone, pensano che se lasciassero questo posto qui, lascerebbero un 13 al Totocalcio, ma nella realtà sono schiavi di un'idea che fondamentalmente fa acqua da tutti i punti, M'è capitato girando un po' con la moto di vedere paesaggi. Ciao Antonella, grazie. A me è capitato di girare con una moto paesi attaccati, no, sto parlando di paesi attaccati, in cui uno effettivamente sembrava nel 2060, 2040, strade pulite, spazzatura messa in ordine, tutto era pulito, tutto era in ordine. Si vedeva che gli operai comunali lavoravano con onore, orgoglio, senso al sacrificio e finivo quel paesotto, quella città, chiamiamola così, andavo nell'altra, case incrostate, strade piene di buche, uhm, strisce pedonali senza colore per terra. Insomma, mi sono trovato a fermarmi la moto e a guardare intorno, sembrava che fosse stata bombardata dagli americani nella seconda guerra mondiale. Quindi
e lì ci vivono persone e non mollano quel posto lì, pensano che quel posto lì sia, il paradiso terrestre. Quindi vivono in una "magia", tra virgolette, in un surrogato di immaginazione. Hanno proiettato il loro paradiso in mezzo a una palude. E magari nel loro vivere, nel loro guazzabuglio, pensano di star bene, fan le code in posta, insomma potrei raccontarvene perché ne ho visti. Ho visto anche punti, scuole di eccellenza dove gli insegnanti lavorano molto di più di quello di cui son pagati, ho visto ospedali che funzionano benissimo, ho visto strade bellissime, poste che funzionano, ma ho visto dall'altra parte ma lì di chi è la degli amministratori, di chi è la colpa? Della massaia che o di chi è la colpa? Del postino che poverino anche lui ha i parenti che devono venire a prendere la posta o la pensione e non ne ha neanche per i suoi? Cioè capite, tutto questo sistema farraginoso che purtroppo porta in una entropia, in un come si suol dire, in una decrescita materiale e spirituale. Ma prima di tutto spirituale, perché tutto quello che succede nell'eterico poi di conseguenza si riversa nel senso pratico. Quindi il nocciolo è fare dei riti propiziatori che diano una spinta nell'eterico a cambiare quegli amministratori o a cambiare il senso mentale a quegli amministratori, perché se dall'altro comune tutto funziona vuol dire che dall'altra parte qualcuno aveva lavorato bene. Io mi ricordo anni fa che c'era un signore che non era un mio committente, ma era uno che gli piaceva il marietto veneziano. E un giorno è entrato nella politica, in certe politiche del Sud Italia, perché aveva un'amicizia femminile in questi ambienti. E una sera è stato invitato, visto che questo qui aveva una possibilità economica di influire, di aiutare questa politica, è stato invitato a, come si vuol dire, racconti di fantasia, sapete che il marietto le racconta su, è stato invitato a una riunione di questi politicanti. Insomma, questo qui il maredetto lo ascoltava, le cose che gli spiegava, roba del genere. Insomma, si è spaventato perché ha visto che questi qui facevano operazioni di alta magia operativa per poter portare avanti i loro progetti, anche politici. E mi ha detto: "Uè Marietto, io sono andato là pensando, insomma, che questa era una donna, la mia fidanzata, insomma quando mi ha aperto il vaso di Pandora io sarei stato scioccato e volevo scappare, no, è stato turbato. E perché? Perché fondamentalmente in molti settori si, aiutano, con quello che possono, e cioè nell'eterico rituali di alta magia operativa, propiziatori chiaramente. Quindi quando vedete dei paesi, delle città che funzionano, ci sono stati tutto funziona. Non c'è bisogno di telefonare al cugino se hai una raccomandazione per potersi fare un esame del sangue. Ci sono stati in cui ma anche città italiane in cui tutto funziona. E ci sono altri stati che se non hai il cugino che è parente del sindaco, non riesci a muoverti, non riesci a muoverti e di conseguenza tutto diventa farraginoso, di conseguenza quando vai in giro a piedi hai paura di cadere su un sacco da spazzatura, capite? Quindi questa magia dei luoghi, no, questa magia che negativa purtroppo blocca alcune persone gli dici: "Ma guarda che questo paese è fatto così". Loro lo vedono ma dicono: "Ma tutti fanno così". Sì, ma se tutti fanno così tu devi far così, scusa. Se c'è un altro posto a 10 chilometri che la gente vive meglio, ma perché non eh? E allora Marietto cosa consiglia? Chiaramente un'indagine radiostesica prima di andare a abitare in certi posti, poi chiaramente attivare gratuitamente tutti i circuiti radionici per tagliare questi legami perniciosi e in più chiaramente se avete delle attività in posti così, allora riti propiziatori per togliersi queste croste di dosso che il Padre Eterno mandi giù un angelo, questa volta ci vorrebbe proprio un arcangelo massiccio e che vi faccia un po' di, come diceva quel cardinale, pulire l'aria. Nel 1990 lo continuò a dire una volta al TG1, c'era anche il Silvietto, no, tutti i ministri, a un certo punto il cardinale, a un certo punto era di Milano, non so più, Martini penso, non mi ricordo neanche più, adesso non c'è più su questo pianeta. A un certo punto è uscito bello bello, tranquillo, ha detto: "Qui bisogna pulire l'aria". E quando anche dal cielo, anche i cristiani incominciano a pulire l'aria, le cose incominciano a funzionare meglio.
Questa è una battuta Marietta, però mi ricordo sempre questo cardinale. Io ero giovane, mi domandavo: "Ma cosa vuol dire l'aria? Un condizionatore d'aria?" No, ci vuole magari qualcosina di cattolico, no, vi ricordate i cattolici quando andavano giù a fare i missionari in Africa, che tagliavano via, a parte le battutacce, ci vogliono dei propiziatori che aiutino, insomma, queste persone che non ci arrivano, non ce la fanno, perché se no come fai a vedere una strada che tu ti senti giovane piena di spazzatura e paghi gli spazzini? Cioè, capito? Come fai a vedere una strada piena di buche e paghi le ditte per riempire, eppure le buche restano sempre lì? Cari amici, qui è detto tutto, il vostro Marietto vi dice: in quei casi lì sei in attività o sei un, come si dice tra virgolette, o un dipendente o uno che lavori per il municipio o un eletto, no, che vedi e vorresti dare mano, il vostro Marietto vi dice riti propiziatori per dare una mossa senza cambiar l'aria, perché non è che bisogna cambiar l'aria, basta cambiar la testa di certe persone. Lasciare stare di raccomandare il cugino che magari è analfabeta e prendere effettivamente gente competente, che in Italia abbiamo gente che hanno di quei cervelli che ce li invidia tutto il mondo. Abbiamo un'élite intellettuale che se la riuscissimo a far lavorare nei posti, nei gangli giusti, sicuramente sarebbe tutto perfetto. Bene cari amici, grazie per l'ascolto e alla prossima.